Tutto deciso entro stasera, altrimenti si va alle urne. L'ultimatum, se così lo si vuole definire, arriva dal capo dello Stato Mattarella, che dopo la seconda giornata di consultazioni, che vedrà oggi salire al Quirinale Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, Lega ed infine alle 19 il Movimento 5 Stelle, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe conferire l'incarico a Giuseppe Conte. Il condizionale però è d'obbligo, visto quanto accaduto nelle ultime ore, con incontri tra Dem e Pentastellati cancellati e rinviati, riunioni dei capogruppo di Camera e Senato in serata e le dichiarazioni dei due schieramenti che fanno propendere per una soluzione di un esecutivo giallo-rosso. Quello di oggi dunque sarà il giorno decisivo in un modo o in un altro. L'ipotesi del Conte bis, che tra l'altro ha incassato anche l'appoggio oltreoceano del presidente americano Trump, sembra ormai una certezza, anche se rimane qualche nodo da sciogliere che ieri ha arrestato le trattative, ad iniziare dal ruolo di Di Maio, che 5 Stelle vorrebbero non solo a capo del Viminale ma anche come vice premier. Pentastellati che hanno qualche problema al loro interno. Il movimento, secondo indiscrezioni, sarebbe spaccato, mentre si valuta se dare la parola ai cittadini tramite il voto sulla piattaforma Rousseau. In una situazione in continua evoluzione, dove ogni possibilità resta aperta, una cosa sembra certa: la volontà del capo dello Stato è di non permettere che si ripeta quanto accaduto nel precedente esecutivo. Dunque basta contratti stipulati tra partiti. Il nuovo governo dovrà basarsi su un programma preciso condiviso, con un Presidente del Consiglio che dovrà prendere in mano le redini e scegliere i ministri. Mattarella è pronto a concedere, se necessario, a Conte qualche giorno in più. La cosa certa è che il Presidente della Repubblica intende chiudere la partita entro stasera, senza concedere ulteriore tempo, o conferendo l'incarico o programmando un governo di garanzia che guidi il Paese fino a nuove elezioni. Intanto i cittadini restano a guardare e dal Veneto il governatore Zaia dice che un accordo PD 5 Stelle è destinato a non durare a lungo. Guardi, io ogni volta che guardo la TV o leggo un giornale penso all'autonomia, penso che sono passati più di 660 giorni, penso che questo governo ha fatto trascorrere 14 mesi, penso che il Presidente del Consiglio aveva annunciato che a febbraio 2019 avremmo avuto la chiusura del cerchio con l'autonomia, penso che l'unico progetto lo ha presentato il Veneto per il Veneto e non esiste un progetto di alcun altro a livello nazionale.